Dopo aver percorso un viale stupendo, mi trovo il signor Domenico, che è il presidente del Proloco di questo stupendo paese, e non ho neanche le parole, non riesco neanche a descrivere, perché non credevo che ci fosse una magnificenza del genere, in un posto meraviglioso, un'aria stupenda, un silenzio particolare. Ma se ne sia un paesi a Castelnuovo Belbo, o se sia se ne a Venezia, o no, davvero, ma vi chiedo umilmente scusa se mi mancano le parole, che far mancare le parole a Pino Miller è molto molto difficile. Ma sono stato colpito perché in un attimino ho visto una cosa meravigliosa, e questa realtà... Sì, ma qui siamo in un paese che abbiamo tante cose belle. Ma non la conoscevo. E li teniamo nascosti, li facciamo mica vedere tutti. Ma, Comunque no, una realtà del nostro paese, un bellissimo posto che adesso viene aperto al pubblico, a chi vuole venire. C'è una ricezione di 10 camere per dormire, mangiare, poi andiamo a vedere, c'è un bellissimo ristorante, cucina, eccetera, eccetera. Andiamo a scoprire. C'è la piscina, c'è tante belle cose. È un posto stupendo, andiamo a scoprirlo, perché per me è una realtà, anche se sono tanti anni che vengo in questo paese, ma hai fatto piacere a portarmi in questo meraviglioso posto, anche perché alle volte i nostri amici hanno i problemi magari andare in un paese e poi dopo trovare l'accoglienza, cioè poter dormire, poter mangiare, poter insomma... e qua siete in quanti già come abitanti? Qui siamo pochi, siamo sui 900 abitanti. E 900 abitanti, un paese stupendo, uno magari ha piacere di visitarlo, fermarsi. Certo, adesso con pubblicità che pubblicizziamo, cerchiamo di... Guarda, brutta microfono, andiamo qua, sì. Eppure tu, meravigliose poesie, sai ascoltare da me, anche se tu sai che quando son con te non parlo mai, la 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 Ci siamo spostati nella zona ristorante, perché alle mie spalle c'è il ristorante, e ho incontrato questo signore che è il proprietario di questo stupendo posto da favola. È il signor? Cristiano Baldi. Cristiano, io sono onorato perché praticamente lo inauguriamo noi, praticamente c'è Scacciapensieri che inaugura questo favoloso posto, perché per un momento diciamo che è ancora chiuso, ma a giorni si apre questa favola che tutti gli amici che mi stanno seguendo possono venire a toccare con mano, soltanto fare una gira, anche infine al ristorante, tanto per capire cosa il posto che è. Gli amici di Cuneo, gli amici della Liguria, gli amici di Milano, insomma questi signori che viaggiando in macchina trovano soltanto esclusivamente capannoni, supermarket su capannoni, in traffico, non traffico, questo è un posto talmente felice, talmente tranquillo, che io sono convinto che dopo una settimana praticamente è come se uno fosse stato fuori dal mondo per anni. Lei è il signor? Cristiano. Cristiano, ma senta un po', sì, Cristiano. Insomma, questo posto qua è un posto che c'aveva nonno, c'aveva il papà, c'aveva... No, questa qua è una tenuta della famiglia Cossetti, attualmente ancora di proprietà della famiglia Cossetti. Abbiamo insieme, l'idea è stata la loro, hanno fatto questa proposta a noi di gestire insieme questa realtà. Loro hanno un'azienda vitivinicola importante, una delle cantine storiche del Piemonte, e quindi lei è responsabile, ci siamo messi in gioco. Lei è esatto. responsabile di questo ben di Dio. Sì. Beppe e amici che mi state seguendo, fuma due po' sto ristorante, vieni a vedere, prego, io faccio un po' da padrone, vieni.
Eppure tu, meravigliose poesie, sai ascoltare da me, anche se tu sai che quando son con te non farò mai la la. C'ho il microfono in mano, di conseguenza non posso prendere il cardo, che qua è una specialità, perché si parla del cardo di Nizza, poi dopo si parla del cardo qua di Castelnuovo Belvo, che è una cosa stupenda, e quindi non può mancare la bagna cauda, un profumo stupendo, quasi quasi che poi dopo spegniamo le telecamere, visto che sono quasi mezzogiorno o giù di lì, ci fermiamo e così inauguriamo questo ristorante, perché siamo i primi, perché ripeto, noi andiamo in onda, oggi è domenica, andiamo in onda mercoledì, per la settimana prossima chi vuole venire a vedere questo stupendo paese ed assaggiare questi stupendi prodotti può venire qua tranquillamente. Il tutto fatto, prodotto da questi stupendi signori che sono poi il papà e la mamma di Cristiano, che gestiscono questo ben di Dio. Lei è il signor? Aldo, Rosanna. Una conduzione familiare. certo. Io qua ho visto delle cose, quindi questo mestiere non è che se lo sia inventato, lei era già un chef prima. No, Qualche anno. da qualche anno. Però sì. è anche la signora. perché Sì, da qualche anno. Allora, io girando un po' a destra e un po' a sinistra, vedo cosa c'è di professionale e cosa non c'è di professionale. Qua ragazzi, qua soltanto la preparazione di questo tavolo, spostiamo un attimino, vieni qua, guarda qua, qua abbiamo dai formaggi ai salumi. Le mostarde fatte da noi. Come Mostarde fatte da noi. Perché fuori c'è anche una serra certo, particolare certo. che tutto l'anno c'è la verdura e Sì, tutto un sì. po', perché è una serra particolare che tutto l'anno quindi raccogliete I praticamente nostri il prodotto. prodotti locali, freschi, stagionali, e continuiamo su questo sistema. Allora carissimi amici, vi diamo l'appuntamento a Castelnuovo Belvo e il nome di questo posto è Relè 23. Relè 23. Se ci sono dei problemi magari per trovarlo, che no, i problemi ci sono, però basta fermarsi in paese e al primo che incontrate chiedete per cortesia il relè. Relè 23. Perché Relè 23? Un nome così. Un nome sì, così. un nome così. Un nome così. Relè 23. Adesso andiamo a scoprire altro, almeno adesso andremo a vedere se non era una chiesetta, signor Sindaco. Sì, perché andiamo a vedere la chiesetta di San Biagio, che è un po' il simbolo del paese, che è una chiesetta del 400 che il vescovo di Acqui, Monsignor Michiardi, ha l'ha consacrata santuario della chiesetta della Madonnina di San Biagio. andiamo in questa chiesetta perché il nome Biagio in questo paese mi ricorda molte cose e quindi cominciamo dal santo e dopo andiamo dal profano. Tu sai che quando son con te non farò mai Madonna